Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Benvenuti amici di Unica Radio nella nostra rubrica Ciacchi in Sardegna, la rubrica dedicata al cinema in Sardegna che ospita attori, registi che hanno lavorato nella nostra isola per raccontarci le loro esperienze e i loro progetti futuri. In compagnia di Marinella Frau Priamo Meloni e ospiti, oggi parliamo del film diretto da Luca Lubina, Sacrilegio Nuragica, insieme anche a Ludovica Cadeddu e Benedetta Pisano, due attrici. Ciao. Luca, inizi tu, raccontaci qualcosa di questo tuo nuovo lavoro. Allora, abbiamo finalmente terminato il montaggio e quindi siamo pronti alla proiezione del film, che si chiama appunto Sacrilegio Nuragica, Sacrilegio Nuragica è una felce rara, una pianta ormai in estinzione, che cresce solamente in Sardegna, in determinate zone della Sardegna, ha bisogno di un clima particolare, di un certo tipo di terra per poter crescere. Insomma, rappresenta un po' quello che è la cultura sarda del centro della Sardegna, che ormai è praticamente in estinzione. E quello che voglio raccontare con questo film è proprio dei vecchi usi e costumi che stanno scomparendo, non ci sono più, che sono quei vecchi giochi che si facevano all'aperto, sono quei ritrovi che si facevano in famiglia, i grandi pranzi, i ritrovi con gli amici, con i nonni, che non so, io da piccolo ero abituato a vivere tutte le estati, no? Io partivo da giugno fino a settembre, stavo a Seui a giocare tutta l'estate là e c'erano lì, vivevo insieme praticamente i miei nonni, i miei cugini, questi nonni che ci stracoccolavano, è stata un'infanzia bellissima perché vivevamo più all'aperto, quindi stavamo in giro per le strade di Seui, poi ogni tanto ci avventuravamo a Gairo, un po' come quello che succederà nel film, eravamo perennemente all'avventura, perennemente con le ginocchia sbucciate, a rischio di vita, perché poi alla fine andavamo anche nelle zone dove non si poteva andare, che ne so, nei binari del treno per vedere un po' che effetto faceva, andavamo un po' a sfidare la sorte. Cose che adesso non si fanno più perché i bambini sono straimpegnati tra i computer, le ripetizioni e gli sport, la PlayStation, ormai sono sempre chiusi in casa, queste cose loro purtroppo non le vivono più. Quindi mi pare di capire che gli interpreti principali di questo film siano un gruppo di bambini, raccontaci quello che puoi senza... Sì, allora sono un gruppo di adolescenti appunto che passerà l'estate dalla nonna, quindi fanno questo viaggio con il trenino verde, andranno nel cuore della Sardegna dove appunto passeranno l'estate, a differenza di quello che fanno solitamente, che invece di andare al mare, nelle zone di mare, loro faranno un'esperienza diversa, quindi nel cuore della Sardegna, e lì riscopriranno appunto queste vecchie tradizioni, questi legami autentici di questi luoghi, faranno questa avventura, insomma, bella interessante e movimentata, se vogliamo. Invece Ludovica e Benedetta, vero? Sì. Voi che ruolo interpretate? Siete due attrici del film, quale parte svolgete? Allora, io sono Ludovica e interpreto Roberta, la madre di uno degli adolescenti. Roberta è una madre molto amorevole e avrà però, insomma, un bel da fare. E invece Ludovica? Benedetta, io interpreto una delle comari del paese che insieme alla mia amica andiamo a farci i fatti degli altri, guardiamo le persone come si vestono, che cosa fanno, spiamo da dietro le finestre. Quello che a Cagliari definiremo il crash tourism. Perfetto, che c'è un po' dappertutto, in tutti i paesi, anche nelle grandi città. Allora, vi chiedo un po' di raccontare anche l'esperienza nel set, diciamo che è sempre quello che non si sa, diciamo, un po' raccontarci come si svolgeva una giornata tipo. Con la frusta. Con la... Allora, devo dire che quando sono arrivata sul set le riprese erano già iniziate
Le mie scene sarebbero state girate dalla sera nel pomeriggio, e quando sono arrivata sono entrata proprio nel mondo che Luca aveva pensato di scrivere e di raccontare. C'erano i ragazzi che stavano già girando delle scene ed erano talmente dentro che ho detto, cavolo, vabbè, ok, ci sono anch'io, dai, andiamo. Quindi è stato molto stimolante. Poi Luca è stato bravo a creare un ambiente che veramente ci permettesse di stare in questa situazione e entrare in questo mondo che lui aveva ideato. Sì, era un ambiente molto familiare, sereno, insomma, un ambiente di lavoro dove tutti vorrebbero lavorare. Poi magari la sera ci frustava, ci minacciava, però A fine giornata, a fine tutti giornata, convocati sì, dal sì. regista che Sì, faceva no, tutte... è stata una bellissima È stato- esperienza, ripeto, lui splendido. Bene. Allora, diciamo che Bene. questi Luca, ho paura. attori li ho portati all'estremo di tutto e soprattutto poi loro due che hanno praticamente vissuto tutte le scene, praticamente quasi, loro hanno vissuto dal caldo nel trenino verde, che era appunto quel viaggio che fanno i ragazzini per arrivare nel cuore della Sardegna, 50 gradi, non c'era aria condizionata e abbiamo beccato la settimana in cui c'era proprio il top del caldo in Sardegna, e noi ce lo siamo beccati, e poi hanno beccato anche il freddo estremo a Seui, perché abbiamo Sì. continuato a girare poi in autunno inoltrato, e lì quando zaccava il freddo notturno abbiamo girato anche fino alle 3 di notte a volte, sfioravamo secondo me quasi lo zero. Cioè, Quelle siamo zone- passati da un estremo all'altro, e dico che loro, cioè, sono stati straordinari tutti, gli attori, la crew, hanno veramente lavorato alla grande fino all'ultimo, sotto veramente ogni difficoltà, anche perché ci sono delle scene particolarmente impegnative, non solo sotto l'aspetto recitativo ma anche fisico, perché quando ci siamo addentrati a Gairo Vecchio, comunque lì eravamo al buio, il Gairo Vecchio è praticamente tutto dissestato, la strada dissestata, e niente, loro sono riusciti a portare a termine tutto il lavoro senza morire, diciamo, durante il set. Quanto sono durate in media le riprese? Le avete interrotte? Le avete riprese? Allora, sono durate circa 6 mesi forse, sparse dalla primavera, estate, autunno. Più o meno sì, sono durate 6 mesi. Noi giravamo principalmente nei weekend, quindi venerdì, sabato e domenica, a volte anche il lunedì mattina. Però diciamo che il fatto che avessimo girato d'estate ci permetteva magari di utilizzare anche dei giorni infrasettimanali, perché i ragazzi non andavano a scuola, e quindi questo ci permetteva di poter lavorare anche qualche giorno in più. Ma poi comunque io credo che anche l'ambientazione credo che sia stato anche un elemento, cioè il fatto di girare appunto questo film in questi paesini che comunque non sono popolati, diciamo, perché comunque purtroppo c'è anche questo problema che appunto questi borghi piano piano si stanno spopolando, quindi secondo me anche questo ha contribuito a rendere il tutto un po' più speciale, ti chiedo. Assolutamente sì. Allora, a questo film hanno lavorato più di 250 comparse, e devo dire che c'è stato un eccezionale riscontro da parte di tutti gli abitanti dei paesi di Seui e di Gairo, perché appena abbiamo richiesto collaborazione per riempire delle zone eccetera, è spuntata la gente da sottoterra, quindi nonostante appunto siano dei paesi che sono purtroppo abitati poco, abbiamo trovato tantissime persone che ci hanno supportato, aiutato, sia fisicamente che poi anche come comparse nel film. E senti Luca, io ho una curiosità, io sono venuta al Notorious a vedere la clip della canzone che tu hai scelto per questo film. Come è successa questa cosa? La canzone era molto bella. Allora, diciamo che allora, la canzone è stata interpretata da Grace Lintas, scritta da Gianni Dettori, prodotta da
Antonio Galbiati. Diciamo che mi sono trovato ad un certo punto, dopo aver praticamente concluso parte del montaggio del film di cui si è occupato Francesco Ru, che è anche il cameraman e DOP del film, mi sono ritrovato a voler personalizzare ancora di più la colonna sonora del film. E quindi volevo qualcosa di autentico, di qualcosa mai sentito, che fosse in lingua sarda, ma non fosse troppo banale o comunque che avesse delle musiche già sentite. Quindi ho contattato Grace. Grace aveva un lavoro, diciamo, quasi a metà, stava iniziando questo lavoro di Mamma Doloriada, di questa canzone che insieme abbiamo perfezionato grazie anche alla collaborazione di Tore Brasu, che è stato molto di supporto per quanto riguarda poi il perfezionamento della lingua in logudorese, e abbiamo tirato fuori qualcosa di originale, qualcosa di diverso, moderno, molto profondo, che si sposa perfettamente con il film. Quindi io poi, quando ho sentito il lavoro finito, sono rimasto allibito da come si sposava bene, da come fossimo riusciti a realizzare qualcosa che fosse quasi cucito a perfezione con il film, con i paesaggi, le dronate, le scene drammatiche del film, e quindi diciamo che la colonna sonora esalta particolarmente tutta questa parte del film. Senti, il tempo sta per scadere, però io volevo ricordare un attimo il cast principale, perché mi sembra giusto, mi sembra che questo lavoro sia stato un lavoro anche di collaborazione, un lavoro nel quale, diciamo, c'è stata un'atmosfera, una cosa. Quindi Maria Lobina, Emanuela Fanni, Ludovica Cadeddu, Damiano Scatto. I ragazzi che abbiamo nominato prima: Jacopo Meloni, Diego Lobina, Andrea Frau, Alessio Pinna, Diego Loi, Alicia Usai e Virginia Piras. Sì, loro sono il cast principale, ma hanno lavorato a questo film anche altri attori professionisti, sono stati tanti, sono stati indispensabili tutto questo team che si è creato, bellissimo, tutta questa scelta di attori professionisti e non, ha fatto sì che il film avesse delle figure non solo professionali ma anche vere. Quindi le persone che non erano attori professionisti erano delle persone vere e reali, era quello che facevano nella loro vita. Esatto, sì, diciamo che la mia missione era quella di portare della verità in questo film, della realtà, della naturalezza, e quindi anche quando i personaggi non erano degli attori professionisti, il personaggio è stato proprio portato dalla verità di loro stessi, diciamo. Parentesi anche, nominiamo anche la crew che ha lavorato, la crew tecnica che ha lavorato al film, l'aiuto regia Andrea Porcheddu, Elisa Viola edizione, Nicola Sulis al suono, Rebecca Scintu alla foto backstage, casting Valeria Tornù, costumi Benedetta Pisano, segretaria di produzione Emanuela Porceddu e Alessandra Di Berardino. E non sto qua a nominare veramente tutte le persone che hanno collaborato, perché sono veramente tante, e sicuramente le vedremo nei titoli di coda quando verrete a vedere il film. Il 21 marzo iniziamo il tour al Notorious, quindi come prima data sabato 21 marzo, poi 22 marzo al Cinema Greenwich, e poi proseguiamo le varie tappe in tutti i cinema sardi fino a esaurimento proiezioni. Bene, allora grazie Benedetta, Grazie a Luca. Grazie a voi. Grazie. E allora ci Vediamo al vediamo cinema. Ciao. Cinema. Ciao. Ciao. Ciao.